Davanti a 480 matricole accolte all'auditorium della provincia, la Regione lancia un messaggio chiaro: investire per trattenere i giovani nella professione sanitaria. Subito 18 milioni di euro per le borse di studio e nuove misure per calmierare il costo degli affitti. Ed è fondamentale farlo anche e soprattutto investendo in residenzialità, investendo nel servizio allo studio, investendo in borse di studio. Abbiamo messo a disposizione 18 milioni di euro per poterle finanziare tutte subito, fin dall'inizio. Noi dobbiamo anche offrire le migliori condizioni perché il personale possa restare in Veneto e soprattutto possa aumentare, quindi soprattutto su questo abbiamo lanciato un piano di trattenimento di queste figure, anche un piano casa per il personale sanitario, infermieri e medici che possa ovviamente aiutarli nelle spese. Treviso vuole diventare sempre di più città universitaria grazie ad un lavoro condiviso tra istituzioni, università e sanità, e nella nuova stazione, oltre al co-housing con i medici, in arrivo anche un'aula studio. Oggi loro non sono solo degli studenti, ma sono di fatto dei progettisti, dei direttori lavori della nuova città universitaria che sta creando tanti luoghi per la loro formazione, per il tempo libero, per lo studio, per i servizi. Tra questi c'è ovviamente l'aula studio in stazione, lo studentato in stazione, però voglio ricordare anche il raddoppio della biblioteca a Zanzotto, l'investimento a Santa Maria del Rovere, l'investimento che stiamo facendo al Turazza, insomma una città che decide insieme all'Università di Padova e di Venezia di investire oltre 50 milioni di euro sulla città universitaria. Con nuove aule in fase di progettazione tra ex caserma Salsa e area dell'eliporto si chiude anche il cerchio con l'ULSS 2. Il progetto è già stato determinato con le 5 aule da 100 persone e un'aula da 200 persone, quindi diciamo che il volume è stato definito, dopodiché sono spazi variabili in funzione delle necessità formative e quindi uno spazio adattabile, ma questo era già nel progetto iniziale. Un sistema che prova a fare rete per trattenere giovani e competenze e costruire così il futuro del territorio. Studenti che la provincia di Treviso molti di loro li ha accompagnati nei 5 anni nei loro percorsi di studi delle scuole superiori. Abbiamo un istituto che dobbiamo costruire, diciamo, ex novo, sto parlando dello Scarpa di Motta ed altri che hanno bisogno di alcune migliorie, però tanto è stato fatto dal mio predecessore Stefano Marcon in questi anni grazie ai fondi PNRR, dove ricordo sono stati investiti più di 100 milioni di euro nell'edilizia scolastica.